Rimarranno solo un ricordo i container per i ragazzi del liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. In mattinata l'avvio ufficiale del primo stralcio dei lavori di ampliamento della scuola superiore nell'area che confina con la nuova palestra dell'Istituto Nightingale. Prevista la creazione di spazi condivisi che metteranno fine a disagi e polemiche. 3.785.000 euro l'ammontare della spesa, termine dei lavori aprile 2023. Oggi doppia soddisfazione da Presidente e Sindaco, dopo i lavori di Montebelluna, dell'Artistico di Treviso e a Vittorio Veneto è arrivato il turno di Castelfranco. Partono queste 15 aule attese da tempo, un importo di lavori da 3.785.000 euro grazie a un contributo statale di 3 milioni e la differenza messa da noi provincia. Risolve un problema annoso, cioè quello dei container al Martini. Il prossimo anno troveranno soddisfazione quei ragazzi che da tanto stavano attendendo questa soluzione. Un evento dunque per Castelfranco al quale hanno preso parte il prefetto Angelo Sidoti, parlamentari e consiglieri regionali, oltre alla vice dirigente scolastica del Giorgione Deborah Lotto e alla dirigente del Nightingale Mariella Pesce. L'area interessata è quella tra Via Verdi e Via Bellini. L'edificio su 3 piani che vi sorgerà sarà ecosostenibile e a impatto energetico zero. Un enorme lavoro che vedrà comunque la realizzazione intanto per il momento parziale di 15 nuove aule e a seguire tutto il resto. Quindi è un giorno di festa per noi oggi che segna l'inizio di un lavoro che stiamo cercando di portare avanti ormai da qualche anno.